Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Incidente mortale nella notte a Reggio Calabria. La vittima un ragazzo di 23 anni, Vincenzo Nucera. Il giovane ha perso il controllo della propria auto sul raccordo autostradale in carreggiata nord, ha sbattuto contro la barriera laterale ed è stato investito in pieno da un fuoristrada. Trasportato agli ospedali riuniti, è morto subito dopo a causa delle ferite riportate. Un uomo di 70 anni, Stefano Andronaco, invece, è morto ieri travolto da un treno alla stazione di Gioia Tauro. Verrà applicato anche a Reggio Calabria il modello Caserta, cioè incontri periodici con le forze dell'ordine e la magistratura per far fronte all'emergenza criminalità. È quanto ha proposto il ministro dell'Interno Roberto Maroni, che nella visita di ieri nel capoluogo reggino ha incontrato il governatore Scopelliti e i procuratori Giuseppe Pignatone e Salvatore Di Landro. Per il ministro gli attentati sono conseguenza delle attività di indagine della procura reggina. Nessun proiettile fermerà il cambiamento. Con questa scritta stampata su magliette bianche, la giunta regionale calabrese, con in testa la vicepresidente Antonella Stasi, si è schierata compatta al fianco del governatore Scopelliti, destinatario di una serie di lettere con minacce. Nel corso di un incontro con la stampa a Catanzaro, l'esecutivo ha fatto sapere a chiare note che d'ora in poi l'unica risposta a queste intimidazioni saranno solo e soltanto i fatti, l'impegno ed il lavoro per la Calabria. Il governatore Giuseppe Scopelliti ha annunciato, parlando ai parlamentari calabresi, che nella regione si chiuderanno 18 ospedali. Una parte di queste strutture sarà convertita. Illustrando la situazione dei conti, Scopelliti ha detto che a fronte di un finanziamento di 3 miliardi, la Calabria ha una perdita di 400 milioni di euro. Per il governatore ci sono strutture in cui un parto costa 140.000 euro. Il presidente della provincia di Cosenza e l'assessore alla pubblica istruzione hanno incontrato ieri pomeriggio i rappresentanti sindacali del mondo della scuola. Durante l'incontro Oliverio ha dichiarato che la provincia, pur in assenza di competenze specifiche, si farà portavoce presso la regione ed è al fianco dei precari. Franco Corbelli, leader del movimento diritti civili, ha dichiarato che dalla prossima settimana inizierà lui per primo lo sciopero della fame davanti all'ufficio scolastico regionale. Da ieri anche sulla facciata del palazzo della provincia di Cosenza campeggia la gigantografia di Sakineh, la donna iraniana accusata di adulterio e per questo condannata alla pena di morte per lapidazione. Con questa iniziativa la provincia partecipa alla campagna di indignazione e solidarietà in difesa della vita e della libertà. Dobbiamo bloccare la mano armata di un sistema dittatoriale, ha commentato il presidente Oliverio. Oltre 4.000 persone hanno gremito il suggestivo anfiteatro del Parco delle Biodiversità di Catanzaro per assistere allo spettacolo Chiedo scusa al signor Gaber, lo splendido omaggio di Enzo Iacchetti al suo indimenticabile amico. L'evento ha aperto nel modo migliore la quarta edizione del Festival Settembre al Parco, organizzato dalla provincia. La rassegna prosegue questa sera con il mitico Benny King. Con la Serie A ferma per le partite delle nazionali, gli occhi degli sportivi italiani in questo fine settimana saranno puntati sulla terza giornata della Serie B-Win. Si inizia questa sera alle 20:45 con l'anticipo all'Olimpico tra il Crotone e il Torino dell'ex Lerda. I rossoblù devono rinunciare tra i pali a Concetti, infortunato, al suo posto il giovane Belec. Domani scende in campo la Regina che attende al Granillo il Piacenza di Madonna. Sempre domani tocca anche alla Lega Pro, in prima il Cosenza fa visita alla Cavese, mentre in seconda trasferte per Catanzaro a Latina e Viponese a Fondi. Turno interno per la Vigor contro il Matera. L'FC Catanzaro Lido, in occasione dell'apertura delle iscrizioni ai corsi per bambini e ragazzi tra i 5 e i 16 anni, ha indicato il proprio programma e i propri obiettivi. Un nuovo e completo organigramma societario e tecnico di cui l'ex atleta del Catanzaro Gregorio Mauro rappresenta il fiore all'occhiello. Dopo i promettenti risultati conseguiti nei primi 6 anni di attività, in cui diversi ragazzi ora sono approdati nei settori giovanili del calcio professionistico, la società ha quindi deciso di pensare in grande.